Giovedì 20 novembre. Sant'Edmondo, re degli Angli orientali, martire. È il 324esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 41 al termine. Il sole sorge alle 7:16 e tramonta alle 16:36. La luna si leva alle 7:43 e tramonta alle 16:11. A Venezia s'apre al transito il ponte in ferro dell'Accademia. Tassa di pedaggio 3 centesimi a persona. Si conclude così l'annosa polemica fra oppositori e sostenitori di un nuovo ponte sul Canal Grande. Corroso dalla salsedine e minacciante rovina, sarà sostituito da uno provvisorio in legno nel 1933. Le previsioni per domani. Cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni già dalle prime ore sparse e a tratti diffuse, con fenomeni da deboli a moderati, con possibili locali rovesci. Quota neve in calo fino ai fondovalle e sulle Dolomiti, altrove al più a quote collinari. Nel pomeriggio tendenza di radamento delle precipitazioni fino ad esaurimento ovunque. Temperature minime stazionarie in pianura, in calo sulle zone montane, massime in generale diminuzione. In quota venti al mattino moderati dai quadranti meridionali, in rotazione da quelli orientali nel corso del pomeriggio. In pianura bora tesa sulla costa, debole e moderata nell'entroterra.